Procuratore, ci parli di questa operazione, il più grosso sequestro di cocaina avvenuto ad Agrigento negli ultimi tempi. A mia memoria è il più grosso sequestro di cocaina mai avvenuto ad Agrigento, sia per quantità sia per importo investito in questa sostanza stupefacente. Intanto lasciatemi dire che sono contento il 23 maggio di essere qui in questura ad Agrigento, perché forse è il modo migliore per commemorare la strage di Capaci, che ha visto la morte di 2 magistrati e 3 appartenenti alle forze di polizia. Dopodiché un plauso va al lavoro della questura di Agrigento e alle sue articolazioni della squadra mobile della sezione e delle sezioni volanti, perché dietro questo sequestro e questo arresto c'è un lavoro di notti, di giorni sulla strada, di intuizioni investigative, di stralci di informazioni, di elaborazioni, di conoscenza del territorio e di persone, che oggi ha portato a questo risultato che possiamo definire comunque storico. Mai vista tanta cocaina sequestrata da Agrigento? È così. Lei ha lanciato un monito in vista di Agrigento che poteva recuperare un biciclo. Sì, dobbiamo essere tutti pronti per Agrigento 2025, che è una grandissima occasione per questo territorio, che ha tante potenzialità e tanti elementi e fattori positivi. Vi sono anche elementi negativi, quindi se ci sono uffici pubblici o organizzazioni che devono guardare l'Agrigento 2025 come un mezzo di promozione di questo territorio, noi che stiamo qui, che lavoriamo sulle strade, e intendo magistratura, polizia di Stato e le altre forze dell'ordine, dobbiamo renderci conto che Agrigento 2025 può voler dire diversi tavoli apparecchiati dalla criminalità, e quindi noi dobbiamo esserci di notte sulle strade, dobbiamo esserci all'interno degli uffici pubblici, all'interno degli studi dei professionisti, in modo da garantire che Agrigento 2025 sia un'occasione positiva e non un'occasione negativa per questo territorio. Dottore Minardi, è stata una operazione imponente, ben monitorata. Sì, però possiamo dire che il monitoraggio in questo caso non è relativo solo a questa esclusiva notte che ha permesso questo grande risultato. In realtà pattuglie, come sapete benissimo, dell'UPGSP, quindi delle volanti, sono costantemente sul territorio e sono anche in numero importante. Per quanto riguarda la squadra mobile, riusciamo ad esprimere delle pattuglie anche nottetempo per monitorare vari passaggi, varie situazioni che possono attirare la nostra attenzione. Nel corso di diversi mesi queste pattuglie sono state espresse. Nella nottata di ieri siamo riusciti ad avere questo risultato. Intuito investigativo dei miei ragazzi, il coordinamento con l'ufficio volanti, il controllo fatto su strada nei pressi del centro urbano di Agrigento, e quindi questo risultato. Parliamo di 30 kg di cocaina che, per quanto riguarda il valore di mercato in questo stato del sequestro, parliamo di oltre 1 milione di euro, 1,2 milioni. Considerate che con un taglio a 3 a 4 possiamo arrivare da 6 a 8 a 9 milioni di euro. Non finisce qui. Sempre non finisce qui, gli sviluppi cerchiamo sempre di portarli avanti. Ovviamente in alcuni casi riusciamo con grande solvezia ad arrivare ad altri risultati, in altri casi le situazioni vengono circoscritte al mero controllo che abbiamo. Ma Agrigento è punto di arrivo o punto di smistamento verso altre zone della Sicilia, comandante? Entrambi, direi, sicuramente un quantitativo del genere per quanto riguarda il nostro mercato sarebbe un po' eccessivo per quello che è proprio la domanda. Parliamo meramente di domanda e offerta, quindi probabilmente una parte era per noi, una parte era per altri, ma questo potremmo vedere in seguito se riusciamo ad accertarlo.